È la nostra puntata di Natale e per questo siamo venuti ovviamente in una realtà dove i mercatini di Natale sono ben presenti e molto frequentati, vero Natasha? Sì, verissimo. Basilea molto frequentata, il record in dicembre. Siamo in Svizzera, siamo a Basilea, allora benvenuti da Mimmo Vita a questa nuova puntata di Green Telling, puntata natalizia, vi parleremo ovviamente di tante belle cose, vi presenteremo Basilea, ma altre cose interessanti. Sigla! Abbiamo detto allora di essere a Basilea, in Svizzera, nella Svizzera chiamiamola occidentale, siamo proprio al confine con la Francia e con la Germania, perché Basilea è proprio una punta, ecco, una punta estrema della Svizzera. Devo subito dirvi che Natasha Martin, vedete, non è che qui faccia proprio freddo, non fa freddo, ma non fa così caldo, ma lei ha appena bevuto vin brûlé, qua si beve vin brûlé a go-go. Sì, il vin brûlé è un must qui nel mercato di Natale di Basilea. Ogni anno è una tassa differente, è molto bello. Quest'anno è verde, green telling. Sì, siamo qui nel Barfüsserplatz, uno dei due posti principali del mercato di Natale. Ecco, allora spieghiamo spieghiamo i mercati di Natale di Basilea. Allora, i mercati di Basilea sono uno dei più grandi, più belli della Svizzera. Ha molta tradizione da più di 40 anni. Qui ci siamo a Barfüsserplatz, uno dei due posti, e anche a un altro luogo, a Münsterplatz, vicino alla cattedrale, e abbiamo 150 posti chalet. Sì, con prodotti tipici di Basilea e della regione, artigianate, molto bello. Ecco, allora questi sono i mercatini di Natale, questa bella aria natalizia di calore, di amicizia, di bellezza, però Basilea offre anche di più, allora presentiamo Basilea e le sue bellezze. Allora, Basilea è vicino al Reno, è il fiume più importante, uno più importante europeo, e anche è la capitale culturale della Svizzera. Allora abbiamo tantissimi musei anche a livello di architettura moderna, siamo un mecca dell'architettura moderna, abbiamo Novartis Campus con Michele De Lucche e molti altri architetti famosissimi e una quarantina di musei. Ecco, e poi dopo ci sono anche tante tradizioni, so che è bello il carnevale qui per esempio. Sì, il carnevale di Basilea si celebra in febbraio o marzo, è parte del patrimonio culturale della UNESCO, è esattamente 72 ore, comincia lunedì alle 4 della mattina, è un'esperienza unica. Allora, Basilea è una città di circa 200.000 abitanti, è molto vivace, ci sono pochissime macchine perché qui viene dominata per certi versi dai tram che passano con una certa frequenza, sono molto belli, molto attivi e per esserci una bella area, una città mi sembra anche abbastanza giovane. Sì, è molto giovani, abbiamo la università più vecchia della Svizzera, è molto dinamica, è giovani. Allora, ci fermiamo qui, grazie Natasha e adesso linea al sottolineato di Luca Belotti. Ciao Mimmo, oggi parliamo della festa degli alberi, istituita per la prima volta nel 1872 negli Stati Uniti per iniziativa di un giornalista, Sterling Morton, che promosse la piantumazione di milioni di piante nel Nebraska. La festa degli alberi è una ricorrenza che si celebra anche nel nostro paese dal 1951 e non solo nel nostro paese ma anche in molti altri paesi del mondo. Secondo la FAO, entro il 2050 circa il 70% della popolazione vivrà nelle aree urbane. Diventa quindi cruciale aumentare e tutelare il verde in città.
Cosa facciamo in Italia? In Italia abbiamo istituito una legge, il numero 10 del 2013, che istituisce proprio la giornata nazionale degli alberi, dandone delle opportune indicazioni. La legge prevede anche che tutti i comuni al di sopra dei 15.000 abitanti si dotino di un catasto degli alberi e di una pianificazione e un regolamento del verde urbano. Risultati: l'80% dei comuni è dotato di un catasto degli alberi, ma nel 76% dei casi non dispone di un'idonea pianificazione del verde e nel 44% dei casi è sprovvisto anche di un adeguato piano annuale di gestione e monitoraggio. La messa a dimora di nuovi alberi in un paese come l'Italia, che dispone di appena 32,5 metri quadrati di verde urbano per abitante, è fondamentale per affrontare l'emergenza climatica fra alluvioni, ondate di calore e per rompere l'assedio dell'inquinamento e dello smog nelle città. Un'area verde urbana di 1500 metri quadrati raffredda in media di 1,5 gradi e propaga i suoi benefici positivi a decine e decine di metri di distanza. Quindi più alberi, più ossigeno alla vita, e ne approfitto per farvi anche i migliori auguri di buone feste e di buona pace per tutti noi, e il mondo ne ha bisogno. E riprendiamo la linea qui da Basilea, grazie a Luca Belotti. Adesso siamo con Francesca Rovati. Francesca Rovati lavora per l'ente turismo della Svizzera, e noi siamo in Svizzera, siamo a Basilea. Esattamente dove siamo però in questo momento? Ci troviamo all'interno della Fondazione Beyeler, che è il museo d'arte più visitato della Svizzera ed è anche uno dei fiori all'occhiello dell'offerta museale di Basilea. Pensate che a Basilea ci sono in 37 km quadrati ben 40 musei che spaziano dall'arte alla scienza al gioco, ed è una concentrazione unica, tant'è vero che merita l'appellativo di capitale culturale della Svizzera proprio per questa concentrazione di musei. Ecco, a proposito di questo, e dicevamo qui della Fondazione Beyeler, qui dietro noi abbiamo 3 cose straordinarie: abbiamo 2 Picasso e un Henri Rousseau, quindi voglio dire, abbiamo veramente, per quanto riguarda chiaramente la pittura moderna, quasi il massimo. Ecco, che cosa vediamo qua dentro nel museo Beyeler? Allora, la Fondazione Beyeler è stata fondata da Ernest Beyeler e ci troviamo dentro a un museo realizzato da Renzo Piano, quindi siamo all'interno di un parco alla periferia, diciamo, di Basilea, ed è particolare perché abbiamo una collezione permanente che spazia dagli impressionisti fino al XXI secolo, e poi periodicamente ci sono delle grandi rassegne d'arte contemporanea. Gli altri musei, diciamo gli altri 39 musei che ci sono qui a Basilea, ecco, di che cosa parlano? C'è l'imbarazzo della scelta, abbiamo il Museo dell'Architettura, il Museo d'Arte Moderna che è il Kunstmuseum, abbiamo il Pavillon Novartis dedicato alla ricerca farmaceutica, abbiamo addirittura il Museo del Giocattolo dove si può rivivere un po' la storia dei giochi per bambini, abbiamo il Museo delle Bambole, abbiamo dei musei dedicati alla scienza, davvero. E chi più ne ha più ne metta. Ecco. Chi più ne ha ne metta. Grazie a Francesca Rovati. E allora noi però continuiamo con questo mood, se possiamo usare questo termine, natalizio, e ovviamente la parte religiosa è estremamente significativa, e quindi allora ascoltiamo la riflessione di Monsignor Domenico Pompili, vescovo di Verona, e poi torneremo qui a Basilea per essere al Pavillon Novartis che è stato prima citato da Francesco. Sentiamo Monsignor Pompili. San Francesco nella notte di Natale del 1223 ebbe questa idea geniale sul tramonto della sua vita del presepe, e questo momento ebbe 2 grandi ragioni. La prima, quella di mostrare che il Dio di Gesù Cristo è un Dio vicino, concreto, direi perfino morbido, perché si appalesa attraverso le sembianze di un bambino che San Francesco con la sua predicazione ardente suscita in quella notte. E dunque la prima ragione è motivare il cristianesimo come la religione, anzi l'esperienza che fa Dio così vicino all'uomo da renderlo addirittura toccabile.
E poi c'è una seconda ragione, perché Greccio fu eletta da San Francesco come sua terra di adozione perché a lui sembrò di rinvenire in Greccio le sembianze di Betlemme che aveva avuto modo di conoscere nel suo viaggio in Terra Santa. E dire che a Greccio era possibile vivere quella stessa scena della Natività era come dire che la Terra Santa è ovunque, non c'era più bisogno dunque di quelle operazioni che vanno sotto il nome di crociate che hanno funestato la storia della Chiesa e della società. Perciò sotto traccia il presepe era anche un messaggio per dire che la Chiesa doveva abbandonare questa logica dello scontro e doveva lasciarsi ispirare dal Vangelo. Queste due ragioni, una più teologica e l'altra più sociale, si ritrovano nel presepe di cui quest'anno ricordiamo l'8° centenario. Penso che ci dica appunto come nella idea di San Francesco due cose, cioè che il Dio cristiano è un Dio che rivoluziona l'immaginario religioso perché lo rende così prossimo da farlo essere uno di noi, e al tempo stesso ci dice che la pace è una conquista sempre nuova da riguadagnare ed è però quella verso cui segretamente anela il cuore dell'uomo. E oggi questa è diventata una questione drammaticamente urgente. Ringraziamo il Monsignor Pompili, il Vescovo di Verona, per la sua riflessione. Noi torniamo qui a Basilea, però in una situazione molto differente, perché vedete ci troviamo in un ambiente quasi assettico, un ambiente che ci ricorda che cosa? Questo è un luogo di scambio intellettuale tra società ed industria. Il tema della conoscenza e della scienza è un tema pubblico, ecco, è un tema che comporta collaborazioni interistituzionali e che sono fondamentali per tutta la società, che va sempre di più a specializzarsi, e quindi collaborazione e comunicazione diventa fondamentale nel risolvere i problemi fondamentali della nostra società. Il campus è nato sostanzialmente nel 1996 come parte di una strategia che andava a unire due aziende, la Ciba-Geigy e la Sando, quindi è parte integrante, parte strategico di una nuova azienda chiamata Novartis. Spiegaci cosa troviamo, cosa c'è, dove siamo. Ma noi siamo nell'ultimo edificio che è il padiglione espositivo della Novartis, che mira a creare questa piattaforma comune tra società e industria per uno scambio intellettuale sulla scienza. Però il campus è un campus di lavoro in cui si è progettato un nuovo sito che va ad ospitare 8.000 persone, che possono comportare edifici per ufficio, edifici laboratori, spazi esterni, spazi pubblici, mentre questo è un edificio che va veramente a mirare ad un'interazione molto esterna. Grazie allora all'architetto Serra, ma noi adesso andiamo in Sardegna ad ascoltare un canto natalizio dei Tenores Forestas. Celeste tesoro d'eterna allegria, dormi vida e coro e reposa in Ninnia, dormi vida e coro e reposa in Ninnia. Un pisineddu non porta manteddu e ne mancu curitu, indie de britu non naratitia. Dormi vida e coro e reposa in Ninnia, dormi vida e coro e reposa in Ninnia. Sempre di sosu azuda Ninnia, re ben in pro adorare, tu re poderoso, osar de su gozo, chi Deu nos o invia. Dormi vida e coro e reposa in Ninnia, dormi vida e coro e reposa in Ninnia. Dormi figlio amato e dormi con dolzura e non tenzas paura,
esses perturbado, o verbo incarnado, ensino de Maria. Dormi vida e coro e reposo in Nia. Dormi vida e coro e reposo in Nia. L'origine del canto tenore si dice che sia l'imitazione delle voci della natura, ma soprattutto del mondo animale, quindi il muggito del bue, il bellato dell'agnello, capretto, il grugnito del maiale. C'è chi sostiene anche la mezza voce, uno dei coristi, che sia appunto la voce del vento. In Sardegna abbiamo abbastanza, diciamo, di vento. Questa è un po' la teoria però per esperienza nostra diciamo che comunque l'imitazione delle voci degli animali calza, ecco, essendo anche viene chiamato anche il canto dei pastori. Infatti la maggior diffusione la ha nella Sardegna centrale, dove l'attività principale era la pastorizia. E dai canti natalizi della Sardegna noi siamo venuti nel Veneto, a Po di Tramontana, questo centro veramente di eccellenza, orto floricolo, nel caso specifico però floricolo. Dietro di noi vedete questa botta di colore rosso e bianco, e sono le stelle di Natale, che in termine tecnico si chiamano? Allora, la specie è Euphorbia pulcherrima, che vuol dire la più bella tra le euforbie. E il nome più usato proprio tecnico è poinsettia. Ecco, allora parliamo un attimo di questa pianta. Questa è una pianta che ormai significa Natale, la stella di Natale, e qui voi testate tutte le piante che poi verranno proposte al pubblico. Certo, noi facciamo sperimentazione varietale, che significa semplicemente che siamo un coltivatore come un coltivatore normale, semplicemente ci prendiamo noi sulle spalle il rischio di testare molte varietà nuove, addirittura varietà pre-commerciali, quindi è importante testarla negli ambienti in cui poi verrà coltivata. Ecco, quante varietà voi provate? Quest'anno ne avevamo oltre 100, un 130 sul vaso 14, che è quello che vediamo qua, che è diciamo il vaso standard di coltivazione. Poi abbiamo una piccola selezione sul vaso 17. Le novità per quanto riguarda non quest'anno, perché ormai quest'anno diciamo è andato, ma per il futuro? Ma sicuramente c'è un grossissimo lavoro di rinnovamento varietale. Uno che vede normalmente una stella rossa pensa sono tutte uguali, non è vero, ci sono delle differenze molto importanti. Abbiamo delle nuove introduzioni commerciali che, sempre sul rosso parlo in questo momento, che danno garanzie di piante molto affidabili, oltre che belle esteticamente. Comunque ci sono anche mercati di cui tenere conto, segnatamente quelli delle persone più giovani, che magari trovano la stella classica legata magari a un'immagine un po' troppo tradizionale per i loro gusti, e trovare invece una stella punteggiata, rosa, gialla, arancione, può invece essere un motivo per avvicinarsi a una pianta che magari può essere un po' considerata un po' vecchia per una persona che ha 20 anni. Ecco. E la domanda finale, quella la dobbiamo fare, poi come si riesce a mantenere in casa questa pianta? Due cose sono importanti: tanta luce, compreso il sole. Spesso si legge anche sui social, no il sole, invece in questo periodo il sole per questa pianta è vita. E seconda cosa, attenzione all'acqua, spesso le si ammazza per troppa acqua. Non rinvasate, non concimate, lasciatela tranquilla tenendola umida e con tanta luce. Dopodiché, quando dopo le feste sarà lei a dirvi ho voglia di crescere, primavera, mette fuori le gemme, allora possiamo pensare a fare tante cose. In questo momento lasciamola tranquilla. Grazie allora a Giovanna Pavarin, grazie al Centro Po di Tramontana di Veneto Agricoltura. Restiamo un po', se volete, adesso in questo settore, vi parliamo ovviamente di sementi. Allora sentiamo il presidente di Assosementi, Eugenio Tassinari. L'attività sementiera è una parte veramente importante e determinante per il mondo agricolo e può dare delle opportunità e dei miglioramenti stessi all'attività dell'agricoltura. Pensiamo alla possibilità di avere, attraverso delle piante resistenti alle malattie, un minore impiego di fitofarmaci, un maggior utilizzo delle risorse che oggi sono presenti nel terreno, l'azoto, quindi piante che riescono
meglio ad assorbire e utilizzare l'azoto presente nel terreno. Quindi è fondamentale considerare nell'ambito dell'attività agricola ciò che è il mondo delle sementi, le sementi. Oggi ci sono degli strumenti che rendono molto più semplice, molto più facile, molto più immediato sviluppare il miglioramento genetico per rispondere a delle esigenze che continuamente sono sempre più urgenti, sempre più immediate. Pensiamo al cambiamento climatico, alle esigenze del consumatore. Ecco quindi che con queste tecniche nuove di miglioramento genetico possiamo rispondere alle esigenze e alle sfide dell'agricoltura di un domani. L'augurio lo facciamo dicendo che stiamo lavorando in questi anni in modo particolare per far conoscere appunto l'importanza del seme nella produzione agricola. Auguriamo appunto che ci sia da parte del mondo agricolo, del mondo del consumatore, del mondo politico, la conoscenza dell'importanza del mondo sementiero. E questa è la proposta di Natale che arriva dalla Calabria Ionica, esattamente dal ristorante La Fontanella. Noi per il pranzo di Natale proponiamo la nostra pasta fatta in casa col grano biologico al sugo di ragù di capra, che è sempre una pasta casereccia molto gustosa e molto amata da tutti i clienti. È una pasta tradizionale, Sì, fatta tradizionale, come? fatta a mano, la filiamo proprio a mano con il filo. Con il grano locale? Sì, con il grano locale. Mentre invece la capra? E la capra è una capra tipica delle nostre zone che noi la facciamo a ragù e condiamo la pasta con questo sugo. Quindi la fate sostanzialmente in umido? In umido, sì. E poi la capra verrà servita come secondo. Descriviamo un po' come cuciniamo la capra. Allora, la capra innanzitutto la tagliamo a piccoli pezzi e la mettiamo a soffriggere con olio e cipolla. Quando è ben rosolata aggiungiamo il sugo di pomodoro, la passata, e la lasciamo cucinare per almeno 2 orette, pure 3 orette. Quando il sugo è ristretto e la carne è bella cotta, allora possiamo dire che il ragù è pronto. E il peperoncino? Non deve mancare mai. E riprendiamo la linea però da Bologna dove si fa un po' il punto, visto che siamo, come posso dire, nella puntata di Natale, allora si fa un po' il punto di fine anno, ci si fa gli auguri e con Simona Rapastella, il direttore di Unacoma, di Feder Unacoma, ecco, possiamo un po' vedere le cose, chiari e scuri e anche cose lucidissime, vero? Sì, allora partiamo dagli scuri così finiamo, visto che siamo in tempo di Natale con la luce, gli scuri sono quelli del mercato. Sicuramente ci aspettavamo dopo anni di mercato positivo, un assestamento e comunque una flessione per cui il consuntivo 2023 registrerà già questo. I primi 6 mesi del 2024 probabilmente saranno i più difficili e i più duri. Poi ci si aspetta una situazione meno negativa nella seconda parte dell'anno, ma sono tutte previsioni che poi andranno messe a terra e verificate nella sostanza. Relativamente alle luci, intanto il prossimo anno torna un appuntamento importantissimo non soltanto per la federazione ma per tutto il popolo agromeccanico della meccanizzazione agricola, che si ritroverà in EMEA International. Torna la nostra rassegna internazionale a novembre, dal 6 al 10 di novembre nel quartiere fieristico di Bologna. Certo, torna con intanto tantissime novità che noi abbiamo già scritto proprio e programmato per rendere questa rassegna sempre più un punto di riferimento nel panorama fieristico internazionale, una regina delle fiere, consentitemi di dirlo, meccanica agricola. Mi pare che sia anche una delle fiere più importanti d'Italia in assoluto per quanto riguarda anche i numeri. Sì, certificati ovviamente perché i nostri sono numeri certificati, in termini di visitatori è la prima rassegna in Italia.
la prima rassegna nel panorama internazionale per livello di internazionalizzazione e specializzazione. Allora, grazie Simona, buon Natale, tanti auguri. Altrettanto. E allora noi continuiamo a parlare di agricoltura e andiamo a parlarne con il direttore di Confagricoltura, Anna Maria Barile. Vediamo. In questo momento l'agricoltura è in difficoltà per le guerre, è in difficoltà per i prezzi, è in difficoltà forse perché non ha il ruolo che le spetta. Questo il ruolo è un tema significativo, il ruolo forse è un tema più culturale che sostanziale, se pensiamo che l'agroalimentare traina l'export italiano, traina il PIL italiano. L'agroalimentare è come l'industria anni fa per l'Italia. Purtroppo non c'è questa percezione e soprattutto scontiamo in agricoltura un pregiudizio ancora una volta culturale di un'agricoltura nemica dell'ambiente quando invece è tutrice dell'ambiente per definizione. Nessun agricoltore danneggerebbe mai la natura perché è fonte di vita, è fonte di produzione, è fonte di reddito. Quindi scontiamo politiche ambientaliste che seppur condivisibili devono essere coniugate con la necessità inderogabile di un aumento della produzione alimentare, perché gli obiettivi, abbiamo già un fenomeno di fame nel mondo che va avanti da sempre e che rischia di acuirsi da qui al 2030. Stiamo vivendo una contingenza straordinaria, abbiamo 2 guerre alle porte dell'Europa, 2 guerre che impattano in maniera significativa sulla struttura dei costi di produzione, perché sono aumentati i costi delle materie prime, sono aumentati i costi energetici in una fluttuazione che comunque continua a non riportare ai livelli pre-pandemia e pre-guerre costi di produzione, in un contesto di finanza pubblica compromesso da un debito pubblico monster e delle opportunità per le nostre imprese agricole che sono agganciate al PNRR, che rappresenta senz'altro un volano economico per il Paese e che però inevitabilmente rappresentano un impegno in termini di investimento, in termini di adempimenti, di condizionalità sui quali i nostri agricoltori devono essere accompagnati tanto dalle nostre associazioni agricole quanto dalle istituzioni. Grazie ad Anna Maria Barile, ma noi siamo tornati qui a Basilea per chiudere questa puntata di Natale e siamo tornati qui in piazza Barfüßerplatz. Barfüßer, che vuol dire? La piazza degli Scalzi. La piazza degli Scalzi. Bene, allora del resto qui oggi no, ci vogliono le scarpe un po' bagnato, il tempo è un po' così, c'è la festa perché questa è la piazza, è il mercatino di Natale di Basilea, direi più vivace, del resto il brûlé va via a litri, a ettolitri forse, allora auguriamo ai nostri telespettatori, cara Natascia Martin, i migliori auguri di buon Natale, li facciamo nelle lingue svizzere, allora cominciamo dal tedesco. Frohe Weihnachten. E poi dopo abbiamo il francese. Joyeux Noël. E poi abbiamo quello del cantone dei Grigioni. Sì, il romance, Belles Festes da Nadal. E insieme diciamo quello in italiano. Buon Natale a tutti, alle vostre famiglie, le migliori cose. L'appuntamento con Greentelling e con Mimmo Vita è la settimana prossima, arrivederci a tutti.